Amici di Generazione Non Stop all'Ercara Friddi all'anniversario del Glamour Café con Mario Renzi e Fabio Ribaudo da questa parte. Francesco, auguri! Sono 6 anni. No, ne erano 5. 5 erano? Ora sono 6. Allora, ho intervistato un po' di gente in giro, tutti contentissimi della tua attività. Meno male. E ti fanno tutti grandissimi auguri. Vabbè, di continuare altri 1000 anni, quindi complimenti. Grazie mille. Il proprietario del Glamour, con questa scelta quest'anno molto particolare di questo violinista veramente professionista, molto bravo. Abbiamo dato un tocco diverso dagli altri. Sì, poi tra l'altro spazia con un po' tutti i generi musicali, quindi è veramente bravo. Già racchiude tutto, quindi già va bene questa. Poi le persone l'ammirano tanto, quindi è conosciuta abbastanza. Quindi. Ci vediamo più tardi per la torta. Ok, va bene, a dopo. Auguri a Francesco, buon anniversario! 6! Mi fa gli auguri di buon compleanno al festeggiato che compie 6 anni. 6 anni del Glamour, anniversario. Auguri per Franco, auguri. Una grande festa e un grande ospite, cazzo. Altro, che augurone vuole? Va bene così? Deve averle fatte. Come va? Ma va! Dove va? Dipende, dove lo dobbiamo mandare? E dove lo vuoi mandare tu? A fare No! Ciao. Ciao. Che devo dire? Considerazioni su questa serata bellissima, finalmente il paese è rinato. Auguri a Francesco e a Giorgia e auguro tutto il bene possibile. Grazie e un bacio. Io non avevo chiesto niente comunque, va bene, grazie. Auguri a Francesco glielo facciamo, che sia sempre così pieno e che possa lavorare sempre. Questo è l'augurio di una commerciante artigiana. Auguri Francesco! Una commerciante Artigiana. abbronzata. Abbronzata. Sì, cercavo te, guarda, per fare gli auguri a Francesco stasera cercavo te. Ma certo, io facevo gli auguri soprattutto a Francesco per questo successo che ha ogni sera, ogni serata che organizza è un successo. E quindi che c'è da dire? Auguri! Signora, non si deve sedere nello spigolo, si mette a capotavolo per favore. Buonasera. Buonasera. Allora, a nome di tutta la sua tavolata, questa sera è dedicata al Glamour Café. Sì, tutta la mia famiglia. Che cosa tutta la sua? La tua famiglia qua a tavola? Siete parenti di Francesco? Sì, tutte. Ho beccato la mamma, signora. La mamma. Salve signora, non l'avevo riconosciuta. Io sono qua tutti gli anni, ma purtroppo non l'avevo riconosciuta. Come va? A posto. È contenta stasera? Sì. Cosa vuole dire a suo figlio Francesco? Tanti auguri di andare avanti sempre, come spera il suo cuore. Altre 1000 di questi anni, che sono già 6 anni che è qua e va bene. La signora mi tocca, mi fa gli auguri a Francesco. Auguri a Francesco, auguri. Le piace il musicista? Bellissimo. Ah, è bello, a me mi tocca, al musicista dice bello. Mi piace. Ah, ora ci piace, ha messo mi piace pure, va bene. Grazie signora. Ok. Auguri Francesco! No, Sola, sei rimasta sola. Sono scappati? Sì, evidentemente. Non volevano fare gli auguri a Francesco magari? No, non li faccio io. Auguri il doppio e il triplo. Anche per gli altri quindi. Esatto. Salutiamo Vincenzo, riconoscete? Qualcuno magari lo riconosce?
Vincenzo, allora questa grande serata per questo 6° anniversario del Glamour Café. Una bella serata perché c'è un grande artista. Sai che ti chiami come il proprietario del locale? Grazie, gentilissimo, grazie, ciao. Ciao. Salve, buonasera. Oh, mannaggia, questi con la telecamera qua. Ti facciamo gli auguri di buon compleanno a Francesco che compie 6 anni. Auguri Francesco, di Poi buon compleanno. ci fa piacere che hai fatto 6 anni. Ci fa piacere che hai fatto Tra un poco diventi maggiorenne. Tra un po' diventi maggiorenne. No, ancora piccolo, 6 anni. Vabbè, auguri, basta. Ok, grazie. Brava, brava, guardate che mano ferma che ha. Guardate che mano ferma. Guardate. Ah, allora, come ti sembrano questi organizzatori della serata? Bravissimi. C'è questo organizzatore che è molto sexy, vero? Di che stai parlando? Ah, peccato, peccato. Siamo con Raffaele Siracusa, l'organizzatore che questa sera è felicissimo perché come potete vedere c'è un sacco di gente. E con Salvatore Giardina, il nostro pilota di drone. Questa sera un macello di gente, hai visto Salvatore? Sì, abbastanza. Tantissima gente. Grande soddisfazione per Raffaele anche questa sera. È già la 6ª edizione, Omar, grandi successi e grande esperienza alle spalle. Poi alla fine dico è tutto merito dei ragazzi e dei signori e delle signore che in queste sere mi vengono a trovare qui. È venuta un sacco di gente come ogni anno, anche merito tuo, oppure soprattutto merito tuo? Il merito prima di tutti è di Francesco che ogni anno mi dà la possibilità di organizzare questo evento. Bravo, bravo. Poi alla fine ognuno mette il proprio, la partecipazione per quanto riguarda la clientela e la cittadinanza di Lercara c'è sempre, quindi automaticamente buon divertimento a tutti e al prossimo anno. Ecco tra la folla il signor sindaco di Lercara Friddi, buonasera. Buonasera a lei, buonasera a tutti i cittadini che sono qua presenti e anche a quelli assenti, una serata di festa. Ogni anno il Glamour festeggia il suo anniversario, quindi riunisce tutto Lercara in piazza per festeggiare questo evento che insomma vuol dire che funziona un'attività ed è importante per questo per Lercara. Certo, funziona la sua capacità imprenditoriale, funziona anche la partecipazione dei cittadini e credo che questa sia un'occasione per poter dare l'esempio a tanti giovani che l'iniziativa privata può avere i suoi sviluppi imprenditoriali e questo credo che sia un esempio evidente della capacità che Francesco ha avuto e che manifesta in tutte le sue occasioni e vorrei lanciare un messaggio ai miei giovani concittadini, quelli che possono iniziare con grande amore, con grande entusiasmo un'attività imprenditoriale autonoma. Ma chissà perché c'è la telecamera qua. Ciao Giusy. Ciao. Allora cosa vogliamo dire a Francesco, Giusy? Cosa dobbiamo dire? Francesco, auguri. Auguri perché è l'anniversario, giusto, dell'apertura. Sesto anniversario. Ok. Sono tornata oggi, perdonami. Che cosa ha fatto oggi? Vediamo. Compleanno. Ha fatto il compleanno, ha compiuto quanti anni Francesco? 6 anni, va bene adesso. Francesco ha compiuto 6 anni. Auguri Ciccio. È ancora piccinino, piccolino. È ancora piccino. Però gli auguriamo una lunga carriera, di crescere bene in salute con gli affari. Auguri Franci Caruso. È bravissimo, È bravissimo, È veramente bravo. Devi dire più qualche altra cosa? Che non si sente spesso una musica del genere all'Ercara, quindi che ben venga se musicalmente il paese cresce. Mario, voi da dove venite? Noi arriviamo da Palermo, giriamo tutta la Sicilia, Calabria, America, New York, ora di recente siamo stati in Lituania,
un pochettino in Russia. Fabio invece sempre da Palermo? Sempre da Palermo e suoniamo insieme da una vita, 2 vite, 3 vite, da 30 Ok, anni. qua fanno capire che hanno 90 anni ciascuno, li portano comunque bene a quanto pare. Sì, insieme sì. Noi veniamo dal classico, io primo violino al Teatro Massimo di Palermo, insegnante al conservatorio per tantissimi anni. Cosa vorrebbe consigliare a chi giovane volesse imparare a suonare il violino e comunque per far capire che insomma il violino non è uno strumento da vecchi? No, infatti qualcuno pensa che con il violino si possa dormire, ma il violino ha tante sfaccettature e vi fa svegliare. Don't miss the